Latte, cibo della salute, un convegno organizzato dalla Latteria di Soligo per presentare i risultati di uno studio con il DAFNAE, Dipartimento dell'Università di Padova, su uno degli alimenti più ricchi per l'alimentazione umana. Andiamo a sentire i protagonisti. Lorenzo Brugnera, presidente Soligo. Il latte è il cibo della salute, tanto più vedendo i risultati di questa ricerca, dove siete stati partner con l'Università di Padova e la Regione del Veneto. Sì, credo che sia stata una ricerca molto importante per capire il latte che tipo di nutrimento è e che cosa porta all'interno nostro, e abbiamo capito che non solo calcio ma anche tantissimi altri elementi, dalle proteine, ma in particolare lo iodio e il fabbisogno che una persona ha sullo iodio, che 300 cc di latte riescono a portare metà del fabbisogno che una persona ha bisogno. Ma quello che ho sempre portato avanti e che mi entusiasma, che quando arriva il latte arriva quando arriva una vita. Quando arriva la vita arriva il latte, altrimenti il latte non ce n'è, e vuol dire che per far crescere quello che può essere la parte umana nostra, ma anche la parte animale, c'è bisogno del latte materno, il latte che poi noi continuiamo nei nostri allevamenti ad avere dai nostri animali, dalle nostre vacche, per poi portarlo al consumo tutti i giorni. Ecco, questa io credo che oggi sia stata importantissima, dei professori preparati sia da parte dell'Università dell'Agraria di Padova, ma anche dalla parte della medicina, che hanno detto l'importanza del latte e l'importanza dello iodio che il latte apporta. Marco Tappari, Latte e cibo della salute, un progetto importante questo portato avanti da Latterie di Soligo con la collaborazione dell'Università di Padova. Di che cosa si tratta? Sì, è un progetto che parte qualche anno fa, citiamo anche la Regione del Veneto, perché è stato un progetto a 3 regioni, università e Latteria Soligo. Nasce dall'analisi del latte in stalla per fare una valutazione su quella che era la carica di iodio all'interno del latte, e attraverso lo studio, che ripeto è durato diversi anni, noi siamo riusciti a poter utilizzare come Latteria Soligo, i primi in assoluto tra l'altro come azienda in Italia, permettetemi questa piccola presunzione, di poter utilizzare il claim nel nostro nuovo packaging: il latte è fonte naturale di iodio. E quindi davvero è un messaggio importante, perché non è solo un messaggio commerciale, è un messaggio che richiama alla salute. Ecco perché siamo appunto qui partner del convegno, che si chiama Latte, il cibo della salute. Massimo De Marchi, DAFNAE, Università di Padova. Dalla stalla al territorio, una contaminazione particolare. Oggi si presenta uno studio fatto con Latteria di Soligo, che determina che cosa per i consumatori e per il latte? Sì, oggi è un evento importante per tutti noi ricercatori, non solo del mio dipartimento DAFNAE ma anche del dipartimento di Medicina, perché finalmente riusciamo a portare un importante claim salutistico sulla confezione del latte UHT alimentare della Latteria di Soligo. Quindi da oggi il consumatore può appunto trovare la menzione che il latte vaccino è fonte naturale di iodio su questo prodotto, che è un prodotto di prima necessità e che troviamo su tutte le tavole tutte le mattine. E lo iodio è legato al metabolismo della tiroide, come ci insegnano i nostri colleghi di medicina, e il latte rappresenta la terza fonte di iodio nella nostra alimentazione. Professoressa Caterina Mian, iodio nel latte, la salute del consumatore è un interesse comune, e questo studio che cosa ha prodotto?
Abbiamo dimostrato che fra le tante vitamine, oligoelementi che il latte ci fornisce, lo iodio è uno dei più importanti. Lo iodio ci serve per produrre gli ormoni tiroidei. Gli ormoni tiroidei hanno diverse funzioni e vorrei sottolineare il ruolo degli ormoni tiroidei durante la gravidanza. Gli ormoni tiroidei della madre, in concerto con quelli del feto, sono importanti per lo sviluppo del sistema nervoso centrale del cervello del feto, per la crescita fetale. Quindi possiamo dire che il latte è fondamentale. In che misura? Dobbiamo ricordare che se siamo adulti, una tazza di latte al giorno, quindi tra i 200 e 300 cc di latte, ci fornisce la metà del fabbisogno di iodio di cui necessitiamo. In gravidanza 1/3 del fabbisogno di iodio, quindi il latte è un alleato del sale iodato per garantire un adeguato apporto di iodio con gli alimenti in tutte le categorie più fragili. Dottor Francesco Francini, direttore UOC Dietetica e Nutrizione, Clinica Azienda Ospedaliera di Padova. Qual è il ruolo del latte nella nutrizione moderna e sfatiamo anche alcune fake news? Allora, il latte ha due aspetti fondamentali per la nostra popolazione. Il primo è che è un alimento di eccezionali qualità nutritive, soprattutto per la componente proteica. Sono le migliori proteine in assoluto, sono le proteine del latte. Poi è una fonte importante anche di minerali, pensiamo al calcio, allo iodio. Dopodiché ha anche delle funzioni di prevenzione delle principali patologie di questi decenni, sia delle patologie cardiovascolari che oncologiche. Questo è un evento molto importante per noi come università, ma direi che per il territorio è un evento importante perché celebra una collaborazione significativa, direi un'alleanza intelligente tra le istituzioni del territorio, le aziende e l'università. Questa è una di quelle attività che noi definiamo di terza missione, di impegno pubblico, in cui l'università apre le porte dei propri laboratori, valorizza delle attività di ricerca e le mette al servizio delle istituzioni, delle imprese, ma al servizio della cittadinanza, per promuovere benessere e per promuovere quindi la salute pubblica. Credo che queste attività diano un significato diverso anche alla nostra attività di ricercatori e ricercatrici e di scienziati, perché in questo modo riusciamo in modo responsabile a parlare di ricerca con tutti e tutte, cosa non semplice all'interno appunto della nostra accademia. Quindi grazie davvero ai dipartimenti che hanno collaborato, alle istituzioni che hanno sostenuto questo progetto e alle aziende che ci hanno creduto. Federico Canera, assessore regionale all'agricoltura. Il latte, cibo della salute, e il latte veneto è un'eccellenza della nostra regione. Ma assolutamente sì, noi abbiamo dimostrato in questi anni, anche grazie agli investimenti che la Regione ha fatto in termini di ricerca e innovazione, assieme all'università, assieme all'Arab, assieme alle cooperative sociali come quella di Soligo, proprio gli investimenti legati a innovare in zootecnia per produrre un latte che sia anche da questo punto di vista sicurezza alimentare. Oggi lo studio dimostra anche quanto iodio contiene il latte, quindi questo significa benessere per il cittadino e quindi non solo di qualità di prodotto ma anche benessere alimentare, e oggi andiamo a dare i risultati scientifici di questa ricerca. Rifacciamo. Un momento concreto dove si è fatta squadra tra università e cooperative. Sì, noi spingiamo molto su questo, chiediamo al mondo dei produttori e delle cooperative di interfacciarsi con le università sorrette appunto dalla Regione Veneta, perché la ricerca e l'innovazione è fondamentale per produrre in quantità e in qualità e soprattutto dare anche un'informazione al consumatore che sia il più corretta possibile. Non a caso noi diciamo sempre anche ai nostri veneti, ma agli italiani, di consumare prodotto italiano e soprattutto prodotto veneto. Ogni litro di latte
in Veneto è controllato e questo è sinonimo di serietà e di sicurezza alimentare, quindi non solo di bontà ma soprattutto di sicurezza alimentare.